Raffica di truffe nelle ultime ore ai danni di anziani in Friuli. La prima, denunciata ai carabinieri di Campoformido da una signora 72enne residente a Pasian di Prato, ha ricevuto la telefonata di un finto carabiniere, il quale l'ha convinta a recarsi in banca per cambiare i massimali per i bonifici. La signora ha fatto quello che le è stato chiesto e si è vista sottratti 20.000 euro dal conto. Avrebbe perso più o meno la stessa cifra un signore di 80 anni di Pozzuolo se non avesse avuto la fortuna di incontrare i carabinieri sulla sua strada. Il signore era stato contattato da un finto ispettore della Polizia Postale di Roma, il quale gli comunicava che il suo conto corrente era stato violato da ignoti. Per sistemare la situazione servivano dei bonifici con cifre che gli sarebbero state immediatamente restituite dalla stessa Polizia Postale. Il signore allora, preoccupato per il suo conto, prima si è recato all'ufficio postale di Campoformido e ha versato 2.700 euro e poi ha ricevuto un'altra telefonata in cui gli si diceva di versarne altri 15.000 in un istituto di credito di Tavagnacco. Fortunatamente vicino alla banca in cui stava per entrare c'era una pattuglia dei carabinieri che hanno sentito la telefonata in questione in viva voce. Questo ha permesso di bloccare immediatamente la truffa e annullare anche il precedente bonifico. Truffatori a bocca asciutta, almeno per una volta. Il terzo episodio delle ultime ore è avvenuto a Povoletto. La vittima è un 75enne. Alla porta di casa si è presentato un giovane spacciandosi per poliziotto. Gli ha detto che stava facendo indagini sui furti accaduti in zona. Il finto agente ha raggirato l'anziano fino a farsi consegnare gioielli in oro del valore di circa 2.000 euro.